Prego. Allora, le truffe agli anziani sono un fenomeno particolarmente odioso perché colpiscono le fasce più deboli, più esposte e più vulnerabili della popolazione. La Polizia di Stato, così come le altre forze di polizia, lavorano incessantemente ogni giorno per contrastare questa tipologia di reati. La battaglia però crediamo che si giochi sul piano delle prevenzioni. È importante che gli anziani sappiano riconoscere i tentativi di truffa di cui sono vittime e che quindi sappiano intervenire prima ancora delle forze dell'ordine. Da parte nostra noi ribadiamo alcuni consigli che insomma, si possono dimostrare utili, in particolare le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri non richiederanno mai dei soldi preziosi, gioielli per risolvere presunti incidenti stradali o presunti reati in cui un parente o un conoscente è rimasto vittima. Lo stesso vale anche per gli enti assistenziali come INPS, come INAIL, come le aziende sanitarie che non hanno personale incaricato di fare accertamenti amministrativi o riscossione di denaro presso il domicilio. Anche le visite domiciliari delle aziende sanitarie vengono preventivamente concordate con il paziente e sono richieste dal medico di base. Lo stesso infine vale anche per gli operatori del gas, della luce, dell'acqua, dei rifiuti. Queste aziende non hanno personale incaricato di riscuotere i tributi o di fare il controllo su contratti e bollette a domicilio. In ogni caso, qualora il cittadino, qualora l'anziano avesse un dubbio, può sempre appurare la situazione che sta vivendo chiamando i numeri di emergenza, i nodi numeri di emergenza del 112 e del 113.